Mezzogiorno con Mirko. Questo è il nome della nostra trasmissione, il mio programma preferito, ma sono un po' di parte, ammetto. E l'hashtag che lo voglio già da oggi ricordare, MGCM, l'hashtag che diciamo così ci permette di colloquiare, se avete qualche consiglio, qualche dubbio sulle nostre ricette, ci permette appunto, di poter parlare. Beh, insomma, non vi ho ancora detto, ben arrivati a questa nuova puntata, una puntata finalmente dolce. Ho corrotto la nostra Arianna a farci qualcosa di dolce, appunto, perché abbiamo visto ricette soprattutto salate, naturalmente, però insomma, il dolce a fine settimana o inizio settimana però ci vuole sempre. Arianna, finalmente ben arrivata anche tu, grazie. E cosa ci fai vedere oggi? Diciamo che è un dolcetto molto semplice, adatto un po' a tutti, e sono delle sorpresine che vengono fatti con dei biscotti secchi e poi utilizziamo del burro, delle nocciole, del cacao zuccherato in questo caso e del cocco per la panatura. Quindi abbiamo fatto l'unplaying degli ingredienti golosi, dai biscotti al cocco. Non so se li hai fatti per corrompermi un po', perché sono tutti, il cacao ovviamente è uno dei miei preferiti, ma le nocciole, il biscottino, certo. E poi diciamo che è anche una ricetta un po', diciamo, dell'ultimo minuto, perché i biscotti noi ora li abbiamo così però non vedo padelle. No, non vedo padelle perché è una ricetta che è senza cottura, appunto, è molto veloce e si può fare, diciamo, all'ultimo momento. Allora, vediamo, iniziamo intanto. Allora, prendiamo i nostri biscotti che vanno frullati. C'è un biscotto preferito, un biscotto che diciamo tu che consigli, oppure un biscotto? Il biscotto preferito è quello che rimane sul fondo del contenitore dei biscotti della mattina. Quindi quello l'avanzo, diciamo. Perfetto, ecco. Quello. Quindi sì, una ricetta anche, mi permetto di dire, per riutilizzare l'avanzo. Esatto. Quindi bene, sì. Bene. E si possono si possono utilizzare anche dei biscotti al cacao, ovviamente semmai riduciamo leggermente la dose del cacao in polvere che poi andremo ad aggiungere al nostro composto. Ora io questi qui praticamente li vado a frullare in modo da sostituire, diciamo, la farina dei dolci, dei dolci. È già tutto pronto, quindi la cottura non serve, utilizziamo questi come farina. Allora Arianna, vedo qui, dato che tu frulli, vedo questa bella divisa che mi permette di parlare, di salutare dell'Accademia, visto che oggi parliamo di dolci, così di mandare un saluto all'Accademia Maestri Cioccolatieri Italiani. È un'accademia con la quale io collaboro, che ho contribuito a fondare, e è un'accademia che hai fatto anche tu, giustamente. Sì, l'ho frequentata anche io, ho fatto il corso, il master, e praticamente lì abbiamo affrontato tutti gli argomenti sul cioccolato, sulla pasticceria, il cioccolato appunto nella pasticceria di tutti i giorni, anche su cose leggermente più particolari, e niente, e poi diciamo che io ho cercato di prendere il più possibile e poi cerco di rifare a casa tutte le cose che devo dire che stiamo vivendo anni nei quali la cucina in particolare, ma ancora di più la pasticceria, sicuramente io insomma ho degli amici giovani, dei vicini di casa che tutti e tre fanno la scuola di cucina, e 2 dei quali nel ramo pasticceria, quindi sicuramente sono anni in cui la pasticceria va forte e la cucina va forte, complice anche, e lo diciamo in casa, delle trasmissioni culinarie che permettono a tutti, con dei consigli semplici e veloci, di diventare piccoli chef, e questa è una cosa sicuramente interessante. Esatto. Sì, allora io ora che ho frullato i miei biscotti, vado ad aggiungere del cacao, in questo caso che io ho già miscelato con dello zucchero, all'incirca con 100 grammi di biscotti che siamo andati a frullare, e con 25 grammi di cacao e 25 grammi di zucchero, e utilizziamo all'incirca 40 grammi di burro. Allora, le ripeto io queste, sì, perché queste cose sono fondamentali, perché la pasticceria non si inventa. 100 grammi di biscotti sbriciolati, sì, 25 di cacao in polvere, magro, sì, 25 di zucchero e 40 di burro a pomata. Sì, questo lo aggiungo, sì, io perché vedo il burro, sì, particolarmente morbido nella coppetta. In modo, appunto, diciamo che è tipo una base
come quella per fare il cheesecake, Sì. che però noi la rendiamo a pallina e poi la andremo a passare nel nostro cocco. Questa ricetta è abbastanza versatile appunto perché posso utilizzare i biscotti che mi sono rimasti in casa o sceglierne e andarmeli a prendere, anche i biscotti che vengono fatti in casa dai bambini, no? Poi magari dopo alcuni giorni li possiamo riutilizzare e possiamo anche rendere questa ricetta adatta alle persone celiache, perché in realtà basta cambiare la tipologia di biscotto che andiamo a utilizzare. Potremmo usare Sì, biscotti, un biscotto senza glutine, certo. e lo possiamo fare. L'unica accortezza da avere appunto quando si fa questo impasto è poi farlo leggermente riposare in modo da renderlo più, insomma, più maneggevole, diciamo, perché sennò si fa un po' fatica. Possiamo anche aiutarci semmai sciogliendo il burro, però in realtà io devo far così perché poi dopo Però non abbiamo se sciogliamo il tempo. burro sicuramente faremo ancora più fatica, quindi quando tu dici lo facciamo riposare, mi sembra di capire perché il burro a forza di mallearlo inizia un po' a squagliare, quindi diventa più faticoso Esatto. lavorarlo, quindi sicuramente insomma, come tutti gli impasti peraltro, anche la crema pasticcera che è buona fresca, però in realtà se la facciamo riposare qualche ora diventa ancora più buona, per non parlare del pan di Spagna, per non parlare di tutti gli impasti se riposano un po', anche la brioche che è diciamo una delle cose che di solito si mangia quasi calda, io personalmente preferisco farla raffreddare e mangiarla da fredda perché il gusto è diverso e anche la digeribilità, perché mangiare qualcosa di caldo, mia nonna diceva, non fa bene. A meno che non sia una zuppa, che la zuppa fa E bene. poi dobbiamo dare il tempo appunto a tutti gli ingredienti di assestarsi, no? Prendere Sono curioso il soprattutto sapore. perché ancora non hai usato le nocciole, però prima di dirmi dove le usi, questo qua lo voglio scoprire e voglio che i nostri amici che ci ascoltano anche su Radio Conegliano, li salutiamo adesso che saranno lì in mezzo al traffico, voglio parlarvi un attimo delle nocciole, perché le nocciole, noi italiani siamo i principi delle nocciole, lo dico con cognizione di causa perché il mio lavoro mi ha portato a visitare nella parte diciamo del Piemonte, nella parte anche di Roma e di Napoli, delle zone dove veramente la nocciola italiana, la nocciola appunto, poi ci sono le particolarità, le regionalità, ma io adoro chiamarla la nocciola italiana, è veramente un ingrediente molto molto importante, sia che dà lavoro alle famiglie, ma sia anche che impreziosisce un sacco di prodotti. Basti pensare adesso a questo che sta facendo, queste sorpresine come le chiamate Arianna, ma io penso anche ai gianduiotti, penso anche al cioccolato con nocciole, lo possiamo dire alla Nutella, no? Un prodotto così importante anche per tutto quello che è diciamo, l'export italiano dei prodotti italiani, quindi la nocciola è un prodotto che non solo fa bene perché è un frutto secco ricco di un sacco di proprietà, però è un prodotto sicuramente che diventa un vanto per noi italiani e importante anche proprio per l'export dei nostri prodotti. Sì. Allora, oggi abbiamo portato queste però, nocciole dici dove le usi. che sono le nocciole trilobate del Piemonte, e andremo a Noi nelle nostre utilizzarle. colline, scusami, però voglio che la nostra regia qua ce lo inquadra sempre. Nelle nostre colline non abbiamo noccioleti, ma abbiamo delle bellissime piantagioni di prosecco. Noi sapete che registriamo in provincia di Treviso, quindi guardate cosa abbiamo fuori dalla finestra. No, ma quel pane lì così, non vorrei che qualche uccellino ci arrivasse a mangiarsi il pezzettino di pane. Bisogna che troviamo un altro posto per quel pane. Allora, la nostra nocciola noi Sì. la andiamo a utilizzare all'interno di questa pallina, quindi prendiamo un pochino di impasto. E finalmente ci sporca le mani, Sì, è la cosa più bella È la in cosa più cucina, bella, no? sì. Prendiamo la nostra nocciola, la mettiamo al centro e andiamo a chiudere col nostro impasto, così che quando vai ad assaggiare appunto questo piccolo dolcetto ti trovi la sorpresa che dà anche la croccantezza. Ovviamente ora io decido di passarle nel cocco, ma posso decidere di passarle sia nella granella dei biscotti stessi che ho utilizzato, oppure nelle codette, quelle classiche colorate, no, che piacciono tanto ai bambini, oppure posso decidere di utilizzare delle nocciole appunto sbriciolate per richiamare il nostro ripieno. Fantastico. Insomma, posso decidere che colore dare e come
decorare. Potremmo anche fare abbinate, adesso qui Arianna ha usato un biscotto classico, sì, ho usato un nocciole, frollino, però potremmo usare un biscotto al cocco perché si lega con il cocco esterno, oppure potremmo usare un biscotto, che ne so, al mais, oppure un bel biscotto toscano, un bel cantuccino, no? un bel cantuccio, beh, e poi con un po' di vin santo, insomma, sarebbe la cosa migliore. Allora tu mi vuoi portare fuori dal seminato. Beh, questo Arianna lo dice a proposito perché lei è una toscana di quelle veraci, mi verrebbe da dire, e quindi qual è il dolce tipico, cioè proprio il cantuccio, il dolce tipico? Il cantuccio, sì, è un biscotto secco e viene fatto ora in vari modi. Diciamo che il classico è fatto con le mandorle, ora vengono fatti con tutte le frutte secche, sì. E della cucina salata invece? Della cucina salata direi la cacciagione, che cacciagione. sì, diciamo che è presente nelle case, e poi comunque anche lì ci sono vari tipi di pane, diciamo che abbiamo tantissime cose tipiche interessanti. Allora, mentre tu finisci di fare ti chiedo se per favore mi prendi un piatto. Mentre tu finisci di fare qualche sorpresina, io volevo ricordare agli amici a casa, agli amici che ci ascoltano, il nostro hashtag, perché in ricette come questa ci piace che poi voi le riproviate a fare a casa, e poi attraverso il nostro hashtag e anche attraverso i nostri canali di venetoglobe.com, ecco qua lo vediamo, MGCM, più difficile non potevo inventarlo, ammetto che l'ho inventato io, però non volevo neanche farlo troppo lungo, mezzogiorno con Mirko, quindi ho cercato di fare una cosa strana e circoncisa. Speriamo che poi le cose strane possano diventare famose, come si usa dire. Quindi attraverso quell'hashtag, vi dicevo, mandateci le vostre foto dei piatti che magari provate a replicare, oppure qualche consiglio o qualche spunto su piatti che magari vi piacerebbe, voi massai e massai che magari non sapete fare una cosa, perché non glielo chiediamo a Arianna e magari con un aiuto anche mio. Io oggi ho fatto ben poco, di solito qualcosa cucino, però oggi ho fatto ben poco perché sì, poi insomma i dolci sono la mia passione, li vivo tutti i giorni, quindi insomma ogni tanto bisogna anche staccare dal proprio mestiere. Io continuo a farne un po' perché poi mi serviranno, insomma, ecco, voi sapete che Quindi... abbiamo una tradizione, no? Qui a Veneto Globe, che quello che facciamo non è che sia solo buono in video, ma deve essere anche buono realmente, e quindi la nostra regia e la nostra redazione alla fine della puntata sempre si diletta, diciamo così, il famoso uccellino del pane in realtà viene qui e ci mangia le nostre palline. Sì. Come vedete con questo impasto, insomma, possiamo anche decidere noi la grandezza. Le dosi che abbiamo dato, sì, per quante? All'incirca, se vengono fatte comunque di una media grandezza, dovrebbero venire una 10-15 palline. Ovviamente io le ho fatte leggermente più grandi, però in realtà le posso fare anche piccolissime. Di questa dimensione mi verrebbe da dire va bene per mangiarne un paio, sì, insomma, no? Sì, Quindi, infatti, però possono essere fatte anche più piccole, sono anche, diciamo, si possono servire so che le nostre amiche, soprattutto perché gli uomini un po' glielo fanno fare i bambini, però so che le nostre amiche a casa, quando vedono un bambino che inizia a impastricciarci, almeno mia moglie è così, non lo voglio, però io invece vi consiglio, perché poi sono dei bei ricordi che potete mantenervi negli anni, quando i bambini saranno un po' più grandi, di giocare anche con gli alimenti, no? Io è una cosa che faccio spesso con le mie bambine, gli metto le mani in pasta della pizza, quello e l'altro, perché è una cosa che poi questi momenti, adesso che le mie bambine iniziano ad essere un po' più grandi, io mi ricordo quando ero piccolo, adesso a volte gli chiedo, ma datemi una mano a impastare, no? Perché io magari faccio un'altra cosa, intanto loro dicono, adesso superati 10 anni, col cavolo che ti danno una mano. Quindi, diciamo che questo dolcetto qui appunto può essere fatto anche perché non c'è la cottura, quindi non c'è pericolo di niente. Io credo che per dirla, insomma, una mano sporca piuttosto che un ripiano da cucina sporco si possano lavare e ci dimentichiamo che l'abbiamo scordato, però gli sguardi, gli effetti, insomma, i momenti con i nostri figli difficilmente ce li dimentichiamo, insomma, è una cosa che poi ci portiamo dentro sempre. Allora, Arianna ha quasi finito la nostra ricetta, ricordiamo una ricettina semplice per una decina di palline, però le palline le potete fare più o meno grandi. Ricordo la ricetta velocemente, vado a memoria, 100 grammi di biscotti sbriciolati, qualsiasi biscotto volete, meglio quelli del fondo del contenitore perché sono già sbriciolati di natura, 25 grammi di cacao, 25 grammi di zucchero, anche qua se volete un sapore un po' più intenso potreste usare anche lo zucchero di canna, questo è un
un consiglio mio che sono un amante dello zucchero di canna, e 40 grammi di burro. Dopodiché il cocco, una nocciola che va al centro, e il cocco, quello che poi, quanto basta, che è quello che poi viene attorno alla nostra pallina. Arianna, ti ringrazio, oggi non ti do la mano, anche se dovrei dartela perché sarebbe proprio tutto da recare. Sia il caso. E vi aspettiamo alla prossima puntata, probabilmente con un'altra ricetta salata in questo caso. Mezzogiorno con Mirko, Veneto Globe.